Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Le Olimpiadi sono terminate qualche giorno fa, ha vinto l'Uzbekistan, così come vi commentava il buon Christian. Adesso vi mostro qualche partita sia in questi video che nei prossimi. Ho fatto un po' di ricerca per vedere qualche partita interessante delle stesse, ce ne sono tantissime. E la partita che vi porto oggi è stata giocata all'interno del match tra la Serbia, con il bianco abbiamo Marcus Robert 2600 punti, e l'Islanda, quindi con il nero abbiamo il grande maestro islandese Kjartason. Cavallo F3 sulla scacchiera, D5, G3, G6. Cavallo F3 è una mossa molto furba, elastica. A volte il bianco non vuole far capire al nero cosa voglia fare, oppure successivamente vuole impostare la propria strategia adattandola sul controgioco, sul gioco avversario. Alfiere G2, alfiere G7, rocco corto e 5. Sviluppo molto interessante da parte del nero, che dice: ok, tu stai sviluppando i tuoi pezzi in modo lento, non controlli il centro da lontano, io voglio giocare così come mi hanno insegnato, conquistando il centro della scacchiera e portando rapidamente due pedoni proprio lì, nelle case centrali E5 e D5. Vediamo adesso chi avrà la meglio. La minaccia del nero chiaramente potrebbe essere una successiva avanzata. Immaginiamo se il bianco facesse una mossa che non serve a nulla come cavallo C3. Io potrei avanzare, ti attacco un cavallo, il cavallo si sposta, successivamente potrei pianificare questa spinta e la posizione sarebbe abbastanza disastrosa dal punto di vista strategico, posizionale, di spazio teorico, eccetera eccetera. Quindi direi che qui sicuramente il bianco soffrirebbe l'iniziativa del nero, e quindi bisogna assolutamente evitare questa spinta, questa presa di spazio così forte e fastidiosa. Bisogna rallentarla con D3. Cosa potrebbe accadere adesso se il nero spingesse in E4? Semplicemente io catturo, lui ricattura, ti cambio le donne, e dettaglio importante, visto che il re si trova in una casa scomoda, quella casa di 8, cavallo G5 potrebbe essere considerato una mossa vincente. Doppio attacco, nei peggiori dei casi, alle brutte, così come direbbero a Roma, cattura il pedone in E4, sono contento, ho una posizione fortissima. Dunque dopo D3 il nero insiste sviluppando i suoi pezzi con cavallo E7, cavallo D2 sulla scacchiera, arrocco, e a questo punto C3. Apertura molto timida per il bianco non dimentichiamo che ha ben 2600 punti, perché dovrebbe mai giocare così ed evitare il duello teorico con il suo avversario, quindi un giocatore che sulla carta ha quasi 200 punti elo in meno. Solitamente il giocatore più forte, proprio per evitare il duello teorico con l'avversario, decide di giocare aspettando, giocando di attesa. Se fosse una partita di calcio, diciamo, utilizzando il catenaccio per poi giocare di contropiede. Ed effettivamente il nero non si tira indietro giocando a C4 e il bianco risponde con E4, quindi il nero si espande totalmente lì al centro della scacchiera, il bianco dice la sua, spinge un pedone in E4 per aprire la diagonale. Ci sono diversi modi di continuare questa posizione, senz'altro D4 è una delle tante possibilità, delle tante scelte da parte del nero. In questo caso il bianco ovviamente dovrebbe decidere cosa fare con questo cavallo, che con molta probabilità si ricicla via C4 facendo una leggera pressione lì al centro della scacchiera su E5, e per fissare quel cavallo in C4 il pedone bianco andrà in A4. In partita è stata giocata a cavallo C6, mossa di attesa, cattura al centro, tu mi riprendi, e torre E1. Torre 1 si collega esattamente all'idea di prima. Un cavallo da D2 salta in C4, faccio pressione su E5, voglio crearti problemi e voglio renderti un po' più difficile il tuo sviluppo. Effettivamente qualcosa accade. Donna C7. Donna C7 guarda e dà uno sguardo in difesa. Donna B3 per il bianco, attaccando questo pezzo che non è difeso, e in qualche modo diciamo che si sta coordinando anche, ho messo tante frecce così non è molto chiaro, si sta coordinando su questo punto B7. L'importante, ogni volta che creiamo un fianchetto, quindi in questo caso il bianco ha impostato il suo schema sulle case chiare perché ha creato un fianchetto sulle case chiare, è cercare di essere coerenti e cercare dunque di creare sempre coordinazioni sulle case chiare, sulle case del colore del fianchetto. Stessa situazione da parte del nero, che cercherà di avere gioco sulle case nere. Dopo donna B3, attacco immediato, il cavallo torna indietro,
e chiaramente il nero si prepara a giocare alfiere 6, alfiere 6 scaccia la donna, tempo importante per far retrocedere i pezzi avversari. Cavallo C4 sulla scacchiera, alfiere F5, alfiere F5 attacco quel pedone arretrato che qualcuno non ha più difeso. Adesso difendere questo pedone potrebbe portare a una posizione passiva. Ricordiamo che quando giochiamo una partita, per cercare sempre di avere un buon gioco, dovremmo essere noi stessi a prendere l'iniziativa. Se il mio avversario mi attacca, io dovrei cercare, prima di difendere, di considerare mosse che possono a nostra volta attaccarlo, come alfiere 3 proposta da Robert Marcus. Se il nero cattura D3, io mi rifaccio sul pedone C5. E così è avvenuto in partita. Eccoci qua. Quindi in partita, dopo alfiere F5, alfiere 3, alfiere per D3, alfiere per C5. Riguardiamo la posizione con altri occhi. Se qualche mossa fa il pedone D3 era una debolezza del bianco, il bianco ha migliorato la sua posizione perché questo pedone è sparito. Quindi il bianco qui potrebbe essere abbastanza soddisfatto di aver cambiato un pedone D3 debole per un pedone C5 abbastanza forte per il nero. Il tutto, questa sequenza è viziata da un errore tattico, perché occhio, cavallo A5, che è stata la mossa che ha cercato il nero per migliorare la sua posizione, rientra in una serie di sequenze tattiche che alla fine daranno ragione, e non voglio spoilerare a chi, e daranno ragione a uno dei due giocatori. Cavallo A5, attacco donna, attacco 2 volte il cavallo in C4, quindi questo cavallo deve essere eliminato, e dopo donna per C5 il nero è contento perché ha la coppia degli alfieri all'interno della scacchiera, coppia degli alfieri con un pedone centrale pronto a prendere spazio, ma accade qualcosa. Cavallo per B7 intermedia che attacca la donna. Forse è sfuggita o forse no, perché in realtà questo cavallo è un po' alle strette, alle corde, perché non ha tante case dove andare, e il nero si prepara a giocare un torre B8 malefico perché catturerà questo cavallo inchiodato. Donna 3. Donna 3 furbissima e molto affascinante. Qual è l'idea? Donna 3, ci schiudiamo da possibili attacchi e minaccio da lontano questo cavallo, però qualcuno dirà senz'altro, beh, il cavallo in 7 è già difeso, che stai minacciando? Cosa potrebbe accadere su donna per cavallo, che potrebbe essere la mossa della partita? Semplicemente cavallo per pedone centrale, attacco donna dietro la quale c'è una torre, e cosa importante, minaccio anche questo punto D3. Ma poi, andando un po' più avanti, dopo la cattura, magicamente, puff, coordinazione sul punto E7, quindi questa donna in A3 è la mossa che probabilmente è sfuggita al nero. E4 sulla scacchiera, cavallo C5, torniamo indietro, e l'idea è cercare di rimuovere questo alfiere. E attenzione, perché dal punto di vista tattico, quando si aprirà la colonna E, questa coordinazione esiste, è reale, e quindi potrebbe verificarsi. Pedone per F3 da parte di Kjartason, che decide di semplificare un po' la posizione, ma dopo cavallo per D3, pedone per G2, donna per E7 intermedia. Il cambio delle donne non è obbligato, però è molto difficile giocare questa posizione con le donne in gioco, quindi il giocatore islandese preferisce alleggerire la posizione perché considera, ok, qui è andato molto male il mouse, considera di avere abbastanza controgioco. Di fatto il cavallo si sposta, io entro con la torre e qualche pedone cade. Se cade il pedone B2 con molta probabilità cadrà anche C3, ma esiste questa controrisposta. Torre 3, torre di 6 preparando il raddoppio, torre 1 preparando uno scacco fastidiosissimo in E8, e dopo re F8 arriva la semplice re G2. Guardate quanto è stato importante per il bianco ritardare la cattura, perché in fondo questo un pedone accerchiato dai pezzi bianchi non può essere difeso, lo mangerò con calma. Effettivamente qui il bianco lo cattura. La partita prosegue con torre B8, torre 2 difende tutto, torre A6, cavallo C5, e dopo torre 7 il giocatore islandese decide di arrendersi. Per quale motivo? Abbiamo già una differenza materiale di due pedoni, dopodiché c'è un attacco su un terzo pedone e la seconda minaccia vincente, che è il doppio. Partita impeccabile da parte del bianco, che rivediamo. Quindi ricordo Serbia contro Islanda, e terza scacchiera se non sbaglio, Robert Marcus contro Kjartason. Quindi apertura un po' lenta da parte del bianco, che voleva giocare di contropiede, voleva aspettare di vedere cosa volesse fare il suo avversario. Dunque si continua così, apriamo il centro, tutto sulle case chiare, torre 1 attaccando il punto E5, dopo donna B3, cavallo E7. Cavallo E7 è logica, vogliono giocare alfiere 6 attaccando, e quindi cavallo C4
e preparando probabilmente una pressione sul punto E5. Alfiere 6 anche qui sarebbe senz'altro la mossa migliore, la mossa più corretta. Alfiere F5 adesso si entra verso una sequenza forzata, forzante, non c'è più modo di tornare indietro. Cavallo per B7 intermedia, pedone di vantaggio per il bianco, il nero si sposta, sta minacciando una controtattica con torre B8, ma dopo donna 3 crolla tutto magicamente, così come abbiamo visto. Non resta di meglio che chiudere questa diagonale con E4, ma dopo cavallo C5 si semplifica esattamente tutto quanto e alla fine dei cambi cosa accade? Abbiamo due pedoni in più senza alcun controgioco. Torre 7 sulla scacchiera, la Serbia ha vinto poi questo incontro contro l'Islanda, grazie anche alla vittoria del giocatore con il bianco. Spero che questa partita vi sia piaciuta, l'invito è sempre lo stesso, seguite i social di Matto Scacco, mettete like, commenti e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!